Eccoci qua carissimi amici appassionati di auto storiche. Oggi terza edizione del raduno Auto Bianchi a 112 e siamo qua in compagnia del bravissimo abbiamo detto del bravissimo Carletto qua, detto il Bistecca, Zio giusto? Bistecca. Zio Bistecca, ma come mai ti chiamano Bistecca? Perché così, mi conoscono tutti per Zio Bistecca. Del Zio Bistecca. Ecco. E niente, Qua è il mio acquisto fatto nel 2015. ecco qua, presentiamo la tua auto, a 112, un Abarth. L'ho appena restaurata a gennaio di quest'anno 2021, l'ho portata a casa a fine giugno. È una quinta serie, tutta originale. Tutta originale. Fatta dall'amico Omar Automare Carrozzeria, che si trova a San Damiano. Ha fatto un lavoro non da poco. Non da poco, Non e da niente. poco. Era comunque già in buono stato? Sì, era in buono stato, però io ho voluto farla nei migliori dei modi. Migliori dei modi. Qua è originale o c'è qualcosa? Tutta originale. Tutta originale, perché Tutta c'è di quinta serie. quinta serie, perché c'è nel mio canale, c'è sempre quello che Sì. ti bacchetta se c'è qualcosa che non va. Sì, ecco qua. Ragazzi, guardate qua questa bellissima Abarth, appunto. E niente, Carlo, che ogni tanto mi viene un po' di Alzheimer. Mi dicevi che sei tu il promotore di questo... Sì, di questa organizzazione, io, e nonché Stefano Darsie, che è di Vittorio Veneto, e l'amico Giorgio Redigolo, che è di Senzione di Piave. Siamo noi tre che abbiamo organizzato questo raduno e mi sembra che sta andando bene, alla grande. È la terza edizione, terza giusto? edizione, sì. Nel 2020 eri riuscito a farlo? No, per via Covid non abbiamo fatto niente. Però dai, è partito nel 2018 allora? 2018, sì. 2018, ecco Sì. qua. E niente, dai, vi abbiamo presentato il bravissimo Carlo, detto appunto il bistecca. Io pensavo perché vendevi le bistecche, No, no? vendo frutta e verdura. Vende frutta e verdura. E niente, e la figlia è contenta di andare in giro? Certamente. Certamente. Certamente, sì. È lì la figlia, mi Sì, sembra. Dai, Beatrice, vieni qua Beatrice, dai, che siamo qua in diretta. in dai. diretta, dai, su. Magari se mi tiri su la mascherina, dai, che così presentiamo. Ecco qua. Bravissima Beatrice. Allora, dicevo, sei contenta di guidare la 112 o no? Certo! E sei contenta di sopportare il papà, perché mi sembra... Certo, dalla mattina fin sera siamo Ecco qua. insieme. E la 112 cosa ti sembra? È una bomba sotto il Sì, è sedere? una macchina che tira. Che tira, bravissima. E niente, dai. Carlo, bravissimo, complimenti Grazie, per l'organizzazione. grazie. Ecco qua, Anche Carlo e te. Beatrice, ecco qua, abbiamo onorato la tua macchina e Grazie del mille. raduno. Spettacolo, Perfetto. ciao a tutti. Grazie, ciao. Alla prossima, appassionati di 112. Siamo arrivati qua sull'organizzatore, il bravissimo Carlo, appunto, il bistecca, appunto, che pensavo vendesse appunto bistecche, invece appunto è un venditore di frutta e verdura. Portiamo a casa anche questa Fiat 500 per l'amico Max, saluto anche l'amico Kevin di Arco, appunto targata a Firenze, appunto, ecco qua. Una volta salutavo qualcuno di Firenze, però dai, va bene lo stesso. 500L, eccola qua. Appassionati di 112, anche questa l'abbiamo portata a casa. Intanto diamo anche così un'occhiata. Guarda qua, caro Max. Sì, no, infatti sto appunto... Se vuoi dire quella delle cantine. Questa qua è del titolare appunto delle cantine, guardavo appunto. Non è proprio tutta, insomma, è un po' così, dici, un po' allestita così, ma poi l'amico Max ci dirà. Comunque spettacolo qua dalle cantine Le Manzane, appunto abbiamo reso onore qua anche al titolare appunto delle cantine. Ecco qua, Comune Sabino di Ferro, Le Manzane. Ecco qua. Ragazzi, con questo provincia di Treviso non ho capito benissimo, però va bene lo stesso. Ragazzi, ciao a tutti, si parte, alla prossima, spettacolo.